Negli ultimi anni è il rifiuto tra i più prodotti nelle case italiane. Stiamo parlando delle capsule in plastica del caffè utilizzate dalle macchinette domestiche. Padova, grazie alla firma di un protocollo tra il Consiglio di Bacino Padova Centro, alcune marche di caffè e Acegassa PS Amga, diventa la prima città ad aderire al progetto RECAP di economia circolare per il riciclo delle capsule di caffè in plastica, che arriva per la prima volta in Veneto. Ed è un progetto per cui il cittadino può portare già da oggi nei 7 centri di raccolta del nostro territorio, ricordo che sono 4 a Padova e 3 nei comuni di Abano, Albignasego e Ponte San Nicolò, le capsule esauste in plastica possono essere conferite con il proprio sacchetto direttamente presso il centro di raccolta. Una volta arrivati lì verrà poi riconsegnato un nuovo sacchetto apposito che potrà essere utilizzato dal cittadino successivamente per poter conferire queste capsule. Un progetto che secondo la prima stima può portare a circa 17 tonnellate annue di capsule recuperate, ovvero circa 3,4 milioni di capsule in un anno. Dà anche il senso del lavoro che stiamo facendo come territorio, cioè di implementare sempre più la raccolta differenziata, e quando si parte da dei livelli bassi di raccolta differenziata diventa abbastanza facile riuscire a crescere in maniera veloce. Quando, come nel nostro territorio, siamo un'eccellenza a livello italiano e in realtà anche europeo, siamo sicuramente fra i territori dove si ricicla di più in tutta Europa, riuscire a crescere diventa più difficile, perché bisogna iniziare a farlo in maniera più specifica. Le capsule possono essere raccolte a casa in un sacchetto trasparente o in quelli recap realizzati in occasione del progetto. Le capsule poi vanno conferite versandole direttamente nei contenitori dedicati presso i centri di raccolta.